Durante il direttivo di oggi discutiamo di alcuni temi molto importanti per i comuni, a partire dai temi che riguardano la finanza locale e quindi la questione legata all'assemblea straordinaria convocata dal Presidente nazionale Fassino per il 29, dove ovviamente all'interno delle nostre discussioni ci sarà quello che definirà il governo per quanto riguarda la Tasi e l'IMU. Sono argomenti essenziali per poter pensare di approvare i bilanci entro il 28 di febbraio, data che io penso dovrà slittare perché non ci sono materialmente termini tecnici per poter portare in Consiglio ad approvare il bilancio entro quella data, ma soprattutto non abbiamo ancora certezza da parte del Governo per quanto riguarda trasferimenti attraverso il Fondo di solidarietà e la definizione appunto delle aliquote definite per le diverse imposte che il Comune deve applicare sul piano locale. Quindi uno scontro che c'è in atto, è stato appunto interrotto la partecipazione da parte dell'ANCI al tavolo della conferenza Stato-Città e non verrà ripreso fin tanto che non ci saranno chiarimenti. L'altro argomento che è all'ordine del giorno riguarda i rapporti con la Regione, in particolare legati al momento di crisi che c'è nelle relazioni tra Regione e Comuni, in particolare per l'approvazione di un piano casa che non ci soddisfa nel modo più assoluto, che esautora il Comune dalla potestà regolamentare e in particolare che ci crea delle condizioni di ingestibilità sul piano della crescita del territorio dal punto di vista appunto della sua pianificazione. Il piano casa che è stato approvato toglie la possibilità ai comuni di poter regolamentare la crescita del proprio territorio, diciamo che ci mette nelle condizioni di subire da parte di ciascuno aumenti di volumi in zone magari non servite dal punto di vista dei servizi di urbanizzazione e quant'altro.